Buonasera, benvenuti in diretta su Unica Radio. Stasera un appuntamento da seduti perché siamo in compagnia di Walter Porcedda che ha voluto il suo trono. Walter, perché da seduti oggi? Sei stanco? No, perché da seduti si ragiona meglio. Ah, da seduti si ragiona meglio. Benvenuto, tu non eri mai stato da noi No, in radio? è un Mi vero sbaglio? piacere essere qua, sì. Cosa te ne pare della nostra radio, della nostra sede? Ti Ma piace? la radio è molto carina, mi riporta indietro negli anni, qui ho fatto radio tanti anni fa, sia in Sardegna che fuori dalla Sardegna. Quindi, In che radio hai collaborato? ma io ho iniziato in Sardegna, feci una trasmissione a Radio Alter, che è una radio mitica degli anni 80, Cagliari, una radio di movimento. Faceva una trasmissione che si chiamava Time Out, che era una trasmissione che si occupava di spettacolo, di spettacoli in Sardegna, e dava anche notizie degli appuntamenti fuori dalla Sardegna. Poi lavorai a Radio Flash, feci il direttore dei programmi a Radio Flash, che era la radio di Paese Sera, e poi niente. Che era a Cagliari. Sì, era a Cagliari, nel centro di Cagliari. E ha sfornato tanti poi Beh, speaker e giornalisti che poi hanno avuto modo Assolutamente, di continuare a lavorare a Cagliari. Sì, oltre agli speaker diede anche aiuto anche a far crescere dei giornalisti, in particolare un collega e carissimo amico come Mauro Spignesi, che curava la redazione proprio di Radio Flash, facendo anche degli scoop a carattere nazionale. Fece degli scoop a carattere nazionale, poi con lui tenevamo anche la redazione di corrispondenza del Manifesto Nazionale, e poi lui finì all'Unione Sarda e io finì alla Nuova Sardegna. Quindi, Adesso lui all'Unione Sarda non c'è più e sta a Lugano, dove lavora per il giornale di Lugano. tu per quanti anni hai lavorato alla Nuova Sardegna? Non me lo ricordo. Non te lo ricordi? Tantissimo. Ma questo è un trucco per non dirlo? Oppure... No, io ci ho lavorato da collaboratore esterno per diversi anni, e poi come redattore ordinario, proprio occupandomi di cultura e spettacolo, in modo particolare di musica e di teatro. Quindi hai tenuto il polso della cultura in Sardegna per tanti anni? Beh, direi di sì. Sono stati tanti cambiamenti. Oggi pensa che siamo in diretta video sul web, in diretta sul web, quindi stiamo andando anche in un podcast, quindi insomma la comunicazione ha fatto tanti passi da gigante. Ha fatto dei passi da giganti. Io ricordo le prime trasmissioni radiofoniche, bisognava fare tutto, bisognava parlare, guardare il mixer, cercarsi il disco, e poi stare attenti quando saltava dalla puntina, insomma, tutte queste Perché cose si mettevano qua. i dischi in vinile. Assolutamente, si mettevano i dischi in vinile ed era veramente un'impresa ricordarsi la traccia, cercare, e poi avevi poco tempo a disposizione, mentre invece, siccome ho fatto anche delle trasmissioni nella RAI, lì era tutto un altro mondo, perché avevi il tecnico che lo faceva per te, tu dicevi quella traccia. Ma in RAI funziona ancora così, Assolutamente, e anche lì è il segreto anche della qualità e della longevità della radio, è che c'erano delle professionisti di altissimo livello. Tecnico. Io sono stato ospite di Serena Schiffini, che saluto, ciao Serena, proprio un anno e mezzo fa. Abbiamo registrato un programma che sarebbe andato poi la domenica, e ancora si respira quell'aria, cioè si ha un regista, si funziona con insomma un altro modo, c'è un altro modo di lavorare. Noi qui su Unica Radio siamo una realtà autonoma, indipendente, e le cose self-made radio. Però se mi permetto di ricordare, ai tempi ancora c'era il centro di produzione radio in Rai Sardegna. Io feci una trasmissione che si chiamava Rock Station, era un bel tot di trasmissioni dove si metteva a confronto la musica suonata che si faceva in Sardegna e quella di interesse internazionale, per cui si mettevano vicini il jazz fusion americano con chi faceva il jazz fusion anche in Sardegna.
faceva trasmissioni di conoscenza sul rock americano e con quello locale. Io penso che, e quello credo che era un segno di grande libertà e di grande possibilità di espressione per chi lavorava nel campo culturale, nel campo della musica, e che purtroppo oggi non c'è. Sono passati tanti anni, ma non si vede. Anche dopo tanto tempo sarebbe potuto essere, se fosse rimasta quel tipo di impostazione, oggi avremmo avuto sicuramente un bel po' di colleghi che lavoravano in questo campo, che sarebbero sicuramente cresciuti senza andare fuori. Tu dici che questo c'è stata una fuga per questo motivo in quel periodo? La fuga è inevitabile. Ma perché ancora non c'erano le possibilità forse che c'erano adesso? Forse era tutto un po' differente? Sì, era tutto differente, probabilmente, ma si andava fuori un po' per cercare delle possibilità, ma Anche per tu sei imparare. andato fuori? Sì, io sono andato fuori, ho vissuto per molti anni all'estero e mi è servito tantissimo per imparare le lingue e anche imparare il mestiere che poi ho fatto. Insomma. Che era quello del giornalista, Sì. Anche perché ricordo ai tempi occuparsi di musica non era come oggi, le fonti erano sicuramente differenti, cioè c'erano, ma te le dovevi andare proprio a cercare, dovevi andare a scavare, perché non è che andavi su Google o su YouTube e ti trovavi subito quello che volevi ascoltare, dovevi insomma andare a indagare davvero con la lente. Io mi ricordo che facevo il classico, ero iscritto al C8 e con gli amici del tempo noi, per poter ascoltare, allora la radio italiana non mandava pochissimo di musica rock, di musica pop, eccetera. Allora si aspettava la notte per sintonizzarci su Radio Luxembourg, che era una delle poche radio, anzi per noi era l'unica radio che mandava gruppi e musicisti americani. Mi ricordo che fu lì che ascoltai una notte, mentre ascoltavo con questa radio, allora non c'erano neanche le radio a transistor, per essere chiari, e ascoltai Jimi Hendrix, che suonava il pezzo Stone Free, e quindi fu una rivelazione. E l'indomani a scuola ci si prendeva nota. L'inglese l'abbiamo imparato così, traducendo le canzoni dei Beatles, ma anche cercando di capire meglio quello che offriva la musica anglosassone. Cosa significava ascoltare, e poi ci avviciniamo al motivo per cui sei venuto oggi pomeriggio a trovarci, ma cosa significava accendere una radio e sentire che in quel periodo c'erano delle situazioni vive, i Beatles c'erano, funzionavano, oppure sapere che Jimi Hendrix esisteva. Guarda, perché radio... per noi sono delle icone ormai, talmente quasi inarrivabili. Tu le hai vissute in realtà come persone esistenti. Ma guarda, la radio, ma io ritengo ancora oggi, secondo me vanno bene, tuttora hanno ancora diritto di cittadinanza. Le parole, i testi della canzone di Finardi. La radio effettivamente libera la mente, nel senso che tu con la radio ti permette di viaggiare, ed era quello che ci succedeva. Oggi abbiamo la rete, abbiamo i cellulari e gli smartphone che ci permettono di essere sempre connessi, ma allora non era assolutamente possibile questo. Però la radio, se la sapevi usare, sapevi navigare anche allora dentro la radio, era in grado di raccogliere informazione, si sviluppava le antenne e quindi avere delle conoscenze maggiori. Quindi la radio è rimasto sicuramente nella mia formazione un punto fermo, lo è tuttora. Io ascolto moltissimo radio sia quando sto davanti al computer, sia quando viaggio. Ci sono delle radio che Ma davanti al computer la ascolti direttamente dal computer? Sì, no, ascolto dal computer. Cioè ormai ti sei digitalizzato? Ma assolutamente sì, anche se per esempio mi piace ascoltare pomeriggio, la sera mi piace ascoltare Radio 3, sono un fan di Radio 3, però ascolto moltissimo per esempio Radio Swiss Jazz, ascolto Radio Energy, Flip, c'è Radio France Inter, che è una radio francese, Virgin Radio. Mi piace girare e la rete è fantastica proprio per questo. Ma oggi con le radio anche che sono collegate a internet è fantastico, hai tutto il mondo
in casa. E noi siamo su una radio internet. Fantastico, abbiamo tutto il mondo in casa. Assolutamente. Siamo qui oggi per presentare una mostra della quale tu sei uno dei padri. Iniziamo però facendo vedere a chi ci guarda una foto rappresentativa e poi la andiamo a descrivere. Guardate un po' questa foto. Poi la alleghiamo meglio nei commenti, la foto digitale. Questa è la brochure che io ho tra le mani, che è la brochure di Wild is the Wind, l'immagine della musica, mostra che è stata allestita alla Pinacoteca Carlo Contini di Oristano, che fino a quando sarà visitabile? La mostra era prevista fino al 5 marzo, ma siccome sta avendo veramente un interessante successo di pubblico, devo dire, soprattutto da parte di pubblico giovanile, è stata prorogata fino al 19 marzo di questo. Quindi fino al 19 marzo a Oristano sarà possibile appunto visitare Wild is the Wind, l'immagine della musica, a cura di Ivo Serafino Fenu, Antonio Manca e Walter Porcedda. Io ho tra le mani una brochure che sta girando parecchio a Cagliari. Tra l'altro sono stati riforniti un po' di luoghi a Cagliari con queste brochure, anche al Bar Florio per esempio si trovano. Sì, c'è al Bar Florio, ma anche da Savores in via Baile, no? Avete la possibilità di andare a trovare le brochure. Si trovano queste brochure, comunque ci sono anche diverse informazioni in internet perché se ne è parlato parecchio, ed è una mostra che in realtà compie un viaggio, un ritorno al passato. Si torna alla generazione hippie, si torna a un'epoca, diciamo all'epoca della controcultura giovanile americana. Controcultura giovanile americana, e si studia un cambiamento storico. Diciamo che tutto parte da lì. Intanto il titolo Wild is the Wind è il titolo di un brano, di una canzone di David Bowie, ma qui David Bowie, perché la mostra è stata vista a un anno di distanza dalla sua scomparsa, come un omaggio è un ricordo di quello che per i curatori è sicuramente quello che rappresenta meglio di tanti l'idea di un artista pop. E che cosa? La mostra è divisa, diciamo, essenzialmente in due parti, una parte strettamente artistica e un'altra più legata alla musica. Abbiamo voluto stare attenti a cercare di mostrare, far capire come in quegli anni lì, stiamo parlando degli anni 60-70, a cavallo degli anni 60-70, la musica e l'arte espressiva fossero strettamente connessi, come la poesia e la letteratura. Erano qualcosa che avevano uno scambio continuo, c'era uno scambio continuo tra queste arti. E nella prima parte c'è una grossa attenzione, abbiamo degli artisti straordinari contemporanei, come Collettivo Viola, Robert Girogov, che fanno un omaggio, diciamo, nelle loro opere sono dichiaratamente ispirati alla pop art, per cui entrerete proprio e sarete catturati da questo universo di segni, immagini e anche suoni che ti fanno, come dire, aprire gli occhi sulla possibilità che un'opera d'arte, sia un dipinto, sia un video, o come un'installazione, possono utilizzare anch'essi il linguaggio della musica o quello sonoro come parte della stessa opera d'arte. Nella seconda parte, che è quella che io ho curato, e invece ci siamo fermati a un anno importante per il movimento per la controcultura e per la musica, ed è il 1969. Anno fondamentale, poi che adesso ci spiegherai perché, in realtà, nel quale avviene veramente un fortissimo cambiamento. L'anno è un anno importante perché tanto è l'anno in cui l'uomo va sulla Luna, ma a parte questo,
C'è una bellissima apertura di un pezzo che accompagna, che è scritto appositamente all'interno della brochure, all'interno del quale parli appunto del 1969, facendo una carrellata un po' di quello che accade in quell'anno, perché quell'anno è importante, che cosa succede in particolare, e poi fai una bellissima similitudine, cioè ti rifai quasi alla Bibbia, ci sono dei richiami biblici. Vorrei che ci spiegassi un po' che lavoro hai fatto proprio ragionando su questo cambiamento. No, bene, al di là, diciamo che prendiamo, è centrale, in questa parte della mostra, sono centrali due momenti, due episodi che hanno poi hanno influenzato tutti gli anni a venire. Parliamo del Festival di Woodstock, che è il famoso festival di 3 giorni di pace, amore e musica, così è passata la storia, quella Big Reunion che per 3 giorni mostrò il meglio che c'era a livello, diciamo, anche planetario quasi, della musica rock e non solo, dai Jefferson a Jimi Hendrix, eccetera, e dove centinaia di migliaia di giovani si ritrovarono in questo spazio in mezzo al verde, eccetera, condivisero assieme quei 3 giorni in una situazione anche di grande libertà. Ed era dove riecheggiavano lì sia le parole d'ordine, ma anche in maniera concreta quei modi di vivere la vita e la cultura che facevano parte, che era un patrimonio importante, imprescindibile della cultura, della cosiddetta controcultura giovanile americana, che aveva dietro le spalle i movimenti pacifisti, i movimenti che si opponevano alla guerra del Vietnam, sono i movimenti per la liberazione femminile e i movimenti della liberazione sessuale, cioè diciamo tutta quella campagna di lotte per i diritti che poi sono diventati anche parte integrante del nostro bagaglio attuale, insomma, e che partono da quell'epoca lì. Questo accade nel mese di luglio del 69, succede tutto in 3 giorni. Tra gli organizzatori sono dei giovani, dei ragazzi che scommettono su questo festival, tra gli altri c'è anche Arlo Guthrie, che è il figlio di Udi Guthrie, che Udi Guthrie è il padre della canzone canzone folk americana, a cui sono ispirati Bob Dylan e Bruce Springsteen, per essere chiari, e regalano questo grande evento, questo grande episodio che, bisogna dire, andò perfettamente, andò benissimo per una serie di veti. Era un fatto veramente epocale. 6 mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno, ci fu il concerto, la reunion di Altamont. E quello fu un concerto. Ma, Altamont arrivò perché fu una risposta dei Rolling Stones al Festival di Woodstock, cioè nel senso c'è un motivo per il quale c'è questa urgenza di organizzare Altamont? Ma diciamo una cosa, che già le reunion quelle già si facevano negli anni 65-66, c'erano state dei grandi. Poi in America c'era il Festival di Newport, c'erano dei grandi momenti di incontro. Ma il festival di Woodstock fu veramente centrale ed ebbe una risonanza incredibile. E i Rolling Stones, che in quel periodo facevano la loro tournée in America, non furono invitati. E assieme a questo loro decisero, insieme anche al fatto che loro venivano criticati perché i loro concerti erano troppo cari, decisero di regalare un grande concerto gratuito ai fans americani, e decisero di farlo lì ad Altamont, che è un posto nel nord della California. E diciamo che era allora, mentre nel Festival di Woodstock era comunque ben organizzato, aveva comunque una sua dignità dal punto di vista organizzativo, anche se c'erano delle pecche, ma comunque a confronto di altri, ma era invece all'insegna del caos più totale, e affidarono la security ai
e lì è una cosa poco chiara, chi disse, chi suggerì, comunque. Agli Angels. Gli Angels in quel momento sono bande, i motociclisti. sono i bikers, Sì. che già immortalati in Easy Rider, eccetera, che girano, scarrozzano per l'America con i loro chopper, con le loro moto preparate, sono abbastanza, diciamo, generalmente sono delle bande abbastanza violente, furono pagate addirittura in pedane di birra. Le pedane sono questi grandi, diciamo, le pedane sono che vengono scaricate dai camion e loro... Cioè delle pedane di birra come salario praticamente. Esattamente. Quindi ci possiamo immaginare che cosa poteva succedere. Ma sì, ma sono tante cose poco Scusa, chiare. ci scrive Corso Fernando e ci saluta. Gianfilippo Masserano dice che la mostra è splendida, invita tutti ad andare, e ci scrive anche Walter Zedda e dice un caloroso abbraccio a Walter Porcedda. Quindi sì, parlavamo appunto degli Engels che appunto che vennero chiamati per gestire un servizio di sicurezza che in realtà non erano assolutamente all'altezza. Poi diciamo anche questi erano completamente ubriachi, per il modo, diciamo è un eufemismo dire ubriachi. E purtroppo anche molti di loro poi erano quelli che poi spacciavano all'interno cioè durante il concerto, eccetera. Quindi era una situazione abbastanza caotica e loro facevano pulizia del pubblico a colpi di mazze di baseball, di biliardo. Ci sono delle foto all'interno della mostra che sono significative, quindi chi potrà andare poi a vedere la mostra. Io ho avuto la fortuna di vedere la mostra domenica scorsa durante la Sartiglia proprio insieme a Walter, che insomma è stato per me una guida d'eccezione. Ho avuto questa grande fortuna e ho avuto modo di cogliere diversi particolari. Ci sono delle foto proprio dove loro hanno le mazze da biliardo tra le mani, quindi picchiavano duro. Dunque, diciamo che il cuore della mostra, intanto, per essere chiaro, sono 10 foto originali di Bill Owens, che fu il fotografo che documentò in una maniera straordinaria questo concerto. E all'interno di queste foto si vedono c'è proprio il momento in cui gli Angels picchiano sodo, i ragazzi che stanno lì ad ascoltare il concerto, ma quello è soltanto un esempio, cioè c'erano dei problemi di sicurezza, una cosa incredibile. Il palco era probabilmente a 80 centimetri da terra, con la gente che pressava, che stava proprio sotto il palco, e Rolling Stone arrivarono ad esibirsi completamente circondati dai Langers mentre questi menavano le persone, al punto che arrivò il patatrac, questo ragazzo militante. Non si capisce molto bene cosa succede lì, ma lui stava lì insieme a una ragazza di colore, lui è il ragazzo nero, e lì la scena è molto confusa, però voi lo vedrete venendo a vedere la mostra, perché lì sono selezionate alcune immagini tratte da Gimme Shelter, che è il documentario che racconta il film, e che casualmente aveva in quel momento le telecamere proprio dal palco sulla scena, e si vede questo ragazzo che si fa strada, cerca di farsi strada e viene spintonato. A un certo punto si vede che tira fuori una pistola. Ma c'è o no questa pistola? Perché la pistola fu messo in dubbio anche questo. No, la pistola c'è, però non si capisce che cos'era, che se fosse una pistola vera, se era carica, eccetera, eccetera. Una cosa è sicura, che si vede il primo Erangels e poi l'altro che lo segue, che gli dà una coltellata e una seconda coltellata. Poi finisce a terra, viene continuamente pestato, picchiato, eccetera. Però teniamo conto, stiamo parlando del 69, lui è un ragazzo di colore e la sua fidanzata è una ragazza bianca. Cioè non stiamo parlando di anni, diciamo, abbastanza particolari. Sì, assolutamente. Tuttora oggi, non dico in America, ma anche in molti paesi d'America, in certe città d'America, non è certo usuale vedere due ragazzi, un ragazzo di colore o una ragazza di colore insieme a un uomo bianco e viceversa. Per cui c'è anche un momento di forte disperazione che è stato documentato quando poi la scena è terribile, perché c'è lei, la ragazza, che è disperata, non si capisce se è morto, sta per morire, e comunque viene tirata sull'elicottero e portato via. Ma la cosa incredibile è invece la scena finale, proprio, che è proprio la scena
finale, le ultime scene del concerto, Mick Jagger non capisce che cosa succede. C'è qualcuno che stavano suonando Under My Thumb. Under My Thumb, ma non si capisce che cosa sia successo e viene apostrofato in maniera pesante da uno degli erangeli, dice continua a suonare e non rompere l'anima. Lì si capisce anche insomma, sì. che clima Che regnasse, clima e poi anche il palco era assolutamente sbagliato. No, Cioè, era tutto, inesistente. non c'erano condizioni di sicurezza per niente, assolutamente, al di là del fatto che avevano preso questi improbabili personaggi per la security. E cosa succede? Che lì finisce la canzone, salutano e velocemente vengono portati sull'elicottero e vanno via. C'è quella scena lì ripresa dei film, che è una scena apocalittica veramente, perché si vedono questi l'aereo che salì su e si vedono queste figure, sembrano quasi figure che stanno spettrali. scappano Sì, via. Sì, loro scappano proprio via perché non sanno che cosa può succedere da un momento all'altro, perché vi puoi immaginare. Ti interrompo perché ti saluta Francesco Pintore, ciao Walter. Ciao, Matteo Matruk, Girometti, mitico Walter e Gianfranco Scalas, sempre grande Walter, quindi arrivano i saluti. Girometti, grande DJ. E quindi sì, si conclude poi questo momento con i Rolling Stones che vengono caricati su un elicottero e scappano via per finito il concerto. E ti rendi conto che in realtà loro sono quelli che dovrebbero rimanere perché l'hanno organizzato. Ma sai, lì io nella mia introduzione alla mostra parlo di Paradiso e Inferno, perché mentre Woodstock era veramente un momento, ma anche visivamente, voi vedrete, ci sono le scene anche del film, i ragazzi che si fanno il bagno nudi in un laghetto, c'è il verde, e c'è una situazione molto, molto cool, come dicono gli inglesi, molto bella, molto tranquilla. Ed è veramente straordinaria la differenza invece che si vede proprio dal giorno alla notte con Altamont. Altamont è un concerto che si tiene dove ci sono delle colline brulle abbastanza squallide, diciamo pure la verità, come posto, a parte la disorganizzazione totale, non è neanche un bel posto dove stare, capito? In più succede quello che succede, senza parlare di ragazzi che vengono pestati, eccetera, eccetera. Va bene che era un concerto gratuito, ma insomma lascia le tracce. Ed è incredibile perché mentre Woodstock rappresenta un po' l'apoteosi e la dimostrazione che la controcultura americana aveva raggiunto dal punto di vista dei diritti, della liberazione, eccetera, un momento di forza, un momento di riconoscimento importante, 6 mesi dopo è quasi il suo capitombolo. Ma fine no, ma è come dire forse la fine di un'illusione, sì. Ecco, quindi questa è la cosa. Ma la mostra perché? Questo diciamo è l'elemento centrale. Sì, ti interrompo un attimo perché direi che andiamo a farci un ascolto musicale. Okay. Andiamo ad ascoltarci proprio il brano che dà il titolo alla mostra, che è Wild is the Wind di Bowie. Prendiamo una boccata d'aria nel frattempo, poi continuiamo a raccontare la mostra. Ricordo Wild is the Wind, l'immagine della musica Auristano fino al 19 marzo, quindi stiamo raccontando una mostra che ci arrivate anche un piccolissimo investimento nel biglietto del treno, perché costa veramente poco, arrivate in pochissimo tempo qualora non vogliate prendere la macchina. Veloce, ci arrivi in 48 minuti. In 48 minuti, mostra imperdibile alla Pinacoteca Carlo Contini. Questa è Wild is the Wind. Noi però rimaniamo qui anche nel fuori onda, quindi non ci sono almeno nel video. Ci salutano nel frattempo dal Teatro Lirico Luca Murgia, Priamo Tolu e Pierluigi Corona. Ciao, ciao Priamo, Luca, Pierluigi, insomma ci fa piacere che ci stiano seguendo. Ne approfitto anche per ossigenarci un attimo perché qui è sempre utile. Questo è il video originale. Sì, no, beh, va bene, però è questo
Il video che noi che voi mandate è questo, poi lo suggeriamo eventualmente. Perché il live che lui fece nel 2000 all'auditorium della BBC. E quello va in loop in un monitor, è stata una scelta che, come ti dicevo... Sì, l'ingresso, il biglietto d'ingresso. Quello, se la faccio poi finirà, cioè cambieremo anche il nome, insomma, perché il vero cuore è questo, Woodstock che ha... Ricordi che sei in diretta, eh? Sì. No, è questo. Sto ricordando a Walter che è in diretta, anche se sta andando il brano nel frattempo. Sì, per il vero cuore è questo, insomma, della mostra, proprio perché è l'elemento che è l'elemento centrale proprio della cultura americana, giovanile americana. Sì, si viene forse, come ti posso dire, forse si viene un po' distolti dal fatto che in realtà Bowie sembra più presente nella mostra, invece arriva, non voglio svelare troppo, però comunque... Beh, l'ho detto all'inizio, sì, cioè è proprio una dedica che noi abbiamo voluto fare scientemente a un anno di distanza dalla sua morte, dalla sua scomparsa. E Bowie è quello che accoglie le persone, no? Con il video da lui fatto nella registrazione del concerto fatto alla BBC, all'auditorium della BBC a Londra, una bellissima versione di Wild is the Wild, che è una canzone stupenda proprio questa. Ecco, anche Ivo Serafino Fenu ha condiviso, siamo anche in diretta dalla Pinacoteca Comunale Carlo Contini di Oristano, salutiamo anche chi ci guarda attraverso quel canale. Carlo Contini. Ivo Serafino Fenu. No, la galleria si chiama Carlo Contini. C'è scritto qui. Sa Continentale. Okay. Contini. Nel mentre sta terminando Wild is the Wind e noi siamo pronti praticamente a tornare. Che viso, David Bowie, incredibile. Su Unica Radio continuiamo a parlare di Wild is the Wind. Abbiamo ascoltato proprio il brano che poi dà il titolo alla mostra. Il sottotitolo è l'immagine della musica. Siamo in compagnia di Walter Porcedda. In video in realtà siamo sempre rimasti in compagnia di Walter, ma in radio stiamo ricordando che appunto stiamo proprio raccontando questo interessante progetto, questa mostra che a me ha ricordato alcune mostre. Ultimamente ho avuto la fortuna di viaggiare un po' e di vedere un po' di mostre attorno al mondo. Ti dicevo anche domenica, questa mostra nulla ha da invidiare a tante mostre anche a New York, per esempio. È una mostra che racconta bene, insomma, tante cose in realtà, perché c'è veramente tantissimo. Ci sono, ci tengo poi a sottolinearlo, anche dei cimeli per tanti poi collezionisti appassionati di queste cose. Ci sono veramente delle perle incredibili. Pensate che Gianfilippo Masserano, che ci ha incontrati domenica, ha detto che la prossima volta si porta il diamante, farà tipo Lupin. No, perché ci sono veramente delle cose bellissime. Beh, diciamo che questo grazie anche al fatto che ci siano persone, collezionisti come Antonio Manca, che hanno una grande passione per quel periodo storico, che sono riusciti a raccogliere delle vere e proprie pepite. Per esempio, ma ci sono delle cose straordinarie che voi vedrete nella prima parte della mostra, che è la parte curata appunto dal critico Ivo Serafino Feno, che sono delle cose incredibili. Per gli appassionati della musica esistono, per esempio c'è una immagine fatta da Anthony Corbin dove si vedono, ma non so se devo raccontarvela, ma probabilmente forse è più giusto non dirlo, però insomma, ecco, vabbè, diciamo che ci sono delle immagini anche che fanno pensare. Ci sono dei video come quello di Coniglio Viola
che Quello mi ha colpito particolarmente. che fa Alexanderplatz. Alexanderplatz, Ed è girato sotto la neve realmente. sì, tra a l'altro. Torino, girato a Torino sotto la neve, e loro sono un collettivo che fa arte a 360 gradi, è il discorso della musica pop, perché loro suonano e cantano anche, oltre a fare interventi. Loro hanno lavorato molto sui linguaggi della pubblicità, sulla videoarte, cioè questo è un esempio molto interessante. Ma poi c'è Grigorov che ci sono dei video. C'è un'immagine di Grigorov che è presente anche nella brochure, Sì. la facciamo vedere. Ce la descrivi, Walter? C'è praticamente una radiografia di Grigorov e una di Bob Dylan, dei crani, dei rispettivi crani. Esatto, allora, quella è. La vedi qui? Sì, allora, abbiamo a destra, vedete, la radiografia di Bob Dylan, da cui non so se si riesce a capire. Comunque è una colomba. C'è il messaggio della pace, e quindi Bob Dylan come cantore della pace, quindi come il menestrello, e quella è la vera sua forza che lo spinge, no? Quello di essere un combattente anche per il pacifismo, eccetera. A differenza invece di Grigorov, invece è un serpente. Il serpente viene associato all'idea dell'arte, che quindi e quindi sono questi due artisti, due momenti dell'arte stessa che si vedono allo specchio. Però vabbè, visto che stai facendo vedere, facciamo vedere anche questa è una foto. Questo è un grande artista, che è Anton Corbijn, che ha fotografato. Questi sono i Joy Division, ed è una foto bellissima, probabilmente è stata scattata in una delle stazioni della Bucklow Line, una stazione quindi della metropolitana inglese molto vecchia, e lì ci sono i Joy Division che guardano verso il vuoto, verso il fine. L'unica persona che è voltata è Ian Curtis, che da poco lì si toglierà la vita. Si toglierà la vita. Abbiamo, insomma, dal video poi si vede, sì, però procuratevi la brochure, la trovate in giro. È molto meglio poi avere questa brochure, che tra l'altro potete conservare proprio come un piccolo libretto, che in realtà contiene veramente tanti spunti, insomma un'analisi molto interessante. Sai, la mostra è interessante perché abbiamo parlato del cuore, appunto Woodstock, Altamont, eccetera, però io mi sono posto il problema di raccontare anche, di far capire anche qual è l'universo che c'è intorno, l'universo scenico, cioè della pittura, e quindi l'abbiamo detto, ma anche l'universo musicale. Quindi vengono esposte diverse copertine di dischi, dai Grateful Dead, dai Jefferson Airplane, ai Crosby, Stills, Nash Young, una piccola sezione dedicata al grande Jimi Hendrix, dove abbiamo il primo 45 giri in assoluto che uscì, che era Hey Joe, ma per capire ancora meglio da dove partiva, quali sono le scintille che hanno generato la controcultura, il movimento appunto anche dei beatnik, eccetera. C'è una sezione che è abbastanza bella, secondo me abbastanza interessante, che è dedicata alla Beat Generation, ai padri della Beat Generation, da Kerouac a Ginsberg. C'è una chicca strepitosa che è il primo scritto di William Burroughs, fatto da lui con la macchina da scrivere. Sì, è incredibile. Veramente, veniva fatto manualmente. Esatto, che veniva poi venduta nel Village uno per uno. Poi ci sono tutte le opere filmate di Robert Frank, che è uno dei migliori cineasti di quel periodo del movimento underground. E per stare dentro il movimento underground, un altro faro l'abbiamo puntato su Andy Warhol, che è l'altro grande artista che fu il vero, diciamo, protagonista assoluto della pop art, con la sua Factory. E tra l'altro firmò la famosissima copertina della banana dei Velvet Underground. Esatto, dove e lì e chiudiamo con un'altra cosa che è abbastanza interessante, però insomma da vedere. Poi vabbè, ci sono
altre cose da vedere, sono memorabili. Tante cose da vedere, sono sì. Chitarre c'è una chitarra appartenuta a Lou Reed, un basso di Sting. C'è memorabile, ma ci sono anche delle immagini. Quanto tempo c'è voluto per allestire questa mostra, Walter? Per raccogliere tutti i materiali, per organizzarli? Noi abbiamo questa, la nostra intenzione, perché voi andrete lì nella Galleria Contini alla Pinacoteca, è uno spazio molto carino, molto bello, ma lì abbiamo veramente concentrato tutto. Diciamo che avevamo a disposizione più materiale, però questo voleva dire avere più spazio a disposizione. Non escludiamo di continuare a lavorare su questo tracciato con Ivo e con Antonio Manca, insomma, vediamo, ne dobbiamo parlare. La mostra è stata veramente una scommessa. Tu chiedevi quando è nata l'anno scorso da un'idea dove ci siamo incontrati, un'idea comune. C'è il supporto fondamentale, importante di Dromos, dell'associazione Dromos. Sì, salutiamo Salvatore Corona. Che cura un festival da anni nella zona dell'Oristanese, con la presenza sempre di grandi artisti, di grandi musicisti. E quindi è nata anche perché c'è un'assonanza, un feeling tra di noi che ci ha portato a lavorare su questa. Devo dire che l'interesse che abbiamo riscontrato anche da parte soprattutto di giovani, perché le persone che hanno la mia età vanno un po' così a fare un po' di nostalgia, mentre invece ho notato, mi è capitato di starci qualche giorno fa, trovare un bel gruppo di ragazzi che sto parlando di liceali, che mi hanno posto delle domande: perché voi che sono ripartito per esempio questo grande interesse del vinile, e nel vinile sembra una cosa accidentale, ma secondo me c'ha una sua importanza, e il vinile, chi sta ricomprando i vinili anche delle nuove generazioni va a prendere i dischi che hanno un po' fatto la storia, quindi vanno a prendere quei dischi, e guarda un po' quando si va a toccare perché tanto tutto succede lì, diciamo la verità, tutto succede in quel periodo, cioè che coincide con un grande movimento di emancipazione, dall'altro un grande momento di crescita culturale. Arriva un commento di Sam Sollai, mi piace fartelo leggere, dice: cuore punk, testa jazz e occhi per la ricerca. This is Mr. Porcedda. Ciao Sam. Grazie per la definizione. Bella, ci piace questa. Insomma, ha inquadrato poi un po' la tua figura. In realtà veramente poliedrico, Walter, è in grado di parlarci veramente di tante cose. Potremmo continuare per ore. Mi piacerebbe ospitarti poi periodicamente per andare a parlare di tante altre cose. Oggi però ci concentriamo soprattutto su questa mostra. Interessante anche l'opera di Nicola Di Caprio, i CD oversize che sono esposti, sì, che sono veramente qualcosa di pazzesco, che dalla brochure uno non si rende conto. Ma spiegaci un po' che cosa. Nicola Di Caprio anche lui fa un lavoro io ve li sto provando a far vedere. Lui però è un artista contemporaneo, stiamo parlando di contemporaneo, che fa proprio nel suo lavoro, ha un'attitudine completamente pop. Lui fa per esempio, ha fatto degli scatti che apparentemente sembrano degli scatti casuali della sua discografia, discoteca, di alcune zone della discoteca. Però non sono, perché poi uno va a leggere, va a vedere, c'è dal disco di Corn Concert di Keith Jarrett, che a mio avviso rimane tuttora forse il suo più grande capolavoro, del pianista Keith Jarrett, Battiato con il celebre disco del Cinghialo Bianco, l'era del Cinghialo Bianco, diversi, Gran Vazou di Frank Zappa, insomma, e quindi a prima vista si vedono le coste proprio dei CD, però se uno si sofferma e capisce che c'è una fotografia di un'epoca, c'è un pensiero. Poi lui fa dall'altra parte, proprio specularmente, ci sono le costole che sono portate a dimensione
trofica, diciamo dipinte su tela. No, dipinte anche non sono su tela, Non sono su tela? ma sono dipinte a mano con una precisione incredibile. Ma è proprio in iperrealismo, è proprio come se quelle stesse, diciamo, coste fotografate prendessero vita e diventassero l'emblema stesso, il momento della stessa della musica. Ecco. Questo mi ha colpito tanto dal vivo come mi hanno colpito, per esempio, c'è la proiezione in loop di un video degli uccellini che si posano su dei trespoli che sono collegati a dei tasti di un pianoforte e suonano in maniera casuale un pianoforte, ma cioè, se si chiude gli occhi sembra una composizione in realtà. Quindi... Beh, in realtà, dunque, lì c'è tutto un lavoro di preparazione, sono 3 pianoforti. Ovviamente per le proteste degli animalisti Grigorov fece questa performance una tantum, il tempo di registrare, di fare il video, che è infatti rimasta appunto la traccia del video. Ci sono delle voliere, all'interno delle voliere ci sono diversi uccelli, i pianoforti sono allineati e ogni trespolo sono calcolati, il trespolo a una certa altezza corrisponde a una tonalità, a un suono, e esce dalla gabbia per andare a toccare il tasto del pianoforte. Quindi quando l'uccello si posa su quel tasto viene battuto il tasto ed esce fuori il suono. La cosa straordinaria è che vengono mixate, diciamo, tutte e 3 voliere ed esce fuori una musica bellissima da ascoltare. Potrebbe ricordare certi esperimenti di Brian Eno, proprio di Music for Ambient, ed è qualcosa di interessante, proprio di interessante allo stesso tempo. È proprio abbiamo un momento di relax totale, anche se, devo dirvelo subito, la nostra idea lì è di lasciare anche questa cosa cacofonica, no? Per cui si può sentire un suono, uno va avanti, si sente il suono dietro, e mentre si guarda una cosa si ha la tentazione di guardare indietro, di vedere quello che si è visto prima, perché c'è un gioco continuo di sfondi, di feedback che deve ritornare. E questa è la cosa che mi interessa. Sì, diciamo che abbiamo detto abbastanza riguardo questa volta. C'è qualcos'altro che vuoi sottolineare? Non so, se vuoi scegliere un altro pezzo per chiudere, io sceglierei Street Fighting Man di Rolling Stone, perché secondo me... Assolutamente. Anche perché quel pezzo lì che in qualche modo anticipa anche... Il 69 è un anno importante anche, siccome adesso ci ho pensato, perché Sam ha parlato del punk e io sai che sono molto legato al punk. Street Fighting Man. Lì ci ricordiamo il 69, ci abbiamo anche per la musica punk, ci sono dei punti di riferimento importanti, gli MC5, gli Stooges, vabbè, insomma, che nascono. Quindi quando si parla del 69-70 non è che quegli anni lì furono veramente ricchi dal punto di vista musicale. Quindi direi che ricordiamo a tutti i telespettatori, Facebook spettatori, a chi ci ascolta in questo momento, a chi ci sta riguardando, a chi ci riascolta in podcast, insomma sono su più livelli gli ascolti, che appunto fino al prossimo, ricordaci la data, Walter, 19 marzo, tutti i giorni Wild is the Wind, l'immagine della musica alla Pinacoteca Carlo Contini. Carlo Contini, ho detto Contini, via Sant'Antonio, ma nel centro, via Sant'Antonio, sì, nel centro di Oristano. È comodissimo anche il collegamento in treno da Piazza Matteotti, si arriva a Oristano in pochissimo tempo, 48-50 minuti. Ha un costo la mostra? Sì, adesso i costi lì ci sono le cose di studenti, eccetera. Ci sono varie opzioni, ma comunque ci sono tutte le informazioni. È abbastanza abbordabile, stiamo parlando di pochi euro. Pochi euro. A cura di Ivo Serafino Fenu, Antonio Manca e Walter Porcedda. Sono tanti i ringraziamenti che, se voi, possiamo fare. Sono Valentina Casolari, Virginio Maccarone, Demetrio Paparoni, Agostino Mela, Paola Vagabonda, Galleria Studio La
città di Verona, Galleria PAC di Milano, Giampaolo Abbondio, Robert Gligorov, Gian Mario Manca, Gianfranco Mura, famiglia Salis, Antonello Carboni, cooperativa allevatrici sarde con allestimento di Salvatore Corona, Mattia Enna e Ivo Serafino Fenu. Avete ancora tempo quindi per guardare questa bellissima mostra, osservare, soffermarvi veramente su diversi particolari. Oristano fino al prossimo 19 marzo. Grazie a Walter Porcedda per essere venuto qui oggi a trovarci. Chiudiamo con Street Fighting Man. Ce la presenti? Spiegaci questa scelta, Walter. Ma la scelta perché siccome prima avevo sentito il brano di David Bowie, che noi lo utilizziamo come biglietto da visita nella mostra. Street Fight Man secondo me invece è proprio un pezzo dei Rolling Stone che respira proprio quel periodo di rivolta giovanile, eccetera, anche nelle sonorità anticipa gli anni futuri. Quindi questa è Street Fighting Man dei Rolling Stones. Io ti stringo la mano e ti saluto, caro Walter, per essere venuto a trovarci. Ti aspettiamo anche per continuare a parlare di tantissime altre cose qui su Unica Radio. Salutiamo tutti quelli che sono rimasti con noi fino a questo momento. Insomma, andiamo a godere la musica. Facciamo cantare Mick Jagger. Ok, che canta sempre bene. E noi ce la possiamo anche ascoltare nel frattempo. Guarda le immagini che hanno allegato al video. Mm-hmm. Poi tutti questi riferimenti li mettiamo. Era un bel periodo, eh? Certe gonche vilusu ci vianta, eh? State ammirando Walter Porcedda in fase in fogo. Wild is the wind. Poi chiaramente metteremo il podcast di questa chiacchierata proprio qui, lo vedrete qui qua sopra e potrete scaricarlo, ascoltarlo, insomma riascoltarci. Condivideteci soprattutto, guardate. Poi condividete Walter che canta e balla. Quello è fondamentale. Noi salutiamo gli amici in video. Ciao a tutti, ciao 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 ciao. Ciao.